Buonasera dal Pala Tedeschi, Serie 2 Elite, Girone B, siamo giunti alla quinta giornata. Il GG Timover Benevento 5, dopo la vittoria della scorsa settimana in Sicilia contro il Melilli e soprattutto aver agguantato la vetta solitaria della classifica, ospita l'Italpol che sabato scorso ha trovato la prima vittoria in campionato. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Parte il match, ci prova col mancino dalla distanza. La parata di Montefalcone, ci ha provato Morgade. Basile vince il duello. Morgade, attenzione al numero 10 che poi si allarga troppo ma calcia benissimo e trova l'1-0. Che gol di Oscar Morgade, che si era allungato un po' il pallone ma è riuscito con il sinistro a battere Montefalcone. Lancio di Visonan lungo, la parata di Montefalcone forse l'ha toccata Morgade. Giocata di Abdala, 1-2 con Caruso, ancora Abdala, De Crescenzo, Basile in qualche modo, anche se De Crescenzo non l'ha colpita bene, poi la trattiene del Ferraro, non c'è nulla, cade Caruso, fallo di Caruso. Abdala ragiona in buca per Luquinhas che si gira, poi viene raddoppiato, calcia Luquinhas, Basile. Poi stoccata col petto secondo l'arbitro, riparte Achilli ma lo ferma Luquinhas, 2 contro 2, va via Luquinhas, palo! Sfortunato il numero 99, stoccata Ippoliti. Vede Montefalcone fuori dai pali. Palla fuori ancora per Ippoliti che di prima serve del Ferraro. Montefalcone dice di no. Si accentra a calcio, Rafinha, Basile 2 volte. Rafinha, Abdala, si accentra Abdala. Ancora Basile sul primo palo, calcio d'angolo. Ancora Abdala con i piedi Basile, calcio d'angolo per il Benevento. Colpo di petto da parte di Pezzin, parte Visonan che ha un po' di spazio, Visonan calcia forte ma sul fondo. Vada De Crescenzo che lotta, attacco, Caruso, grande intervento di Ippoliti. De Crescenzo, palla fuori, Caruso traversa ma l'ha toccata Basile, gran parata. Tenta di ripartire Morgade che salta Renoldi, occhio a Morgade che va via, doppio passo, calcia col sinistro, Montefalcone. Riparte Achilli che elude l'intervento dell'ex Cusmolise, ancora Achilli, l'assist per Pezzin. Montefalcone la tiene, Montefalcone. Rafinha sterza sul sinistro, lo apre, Basile. Abdala. Ancora Abdala con il salvataggio di Pezzin, il gol di Luquinhas che sulla ribattuta riesce a fare 1-1. Arriva a 1 minuto e 10 dal termine del primo tempo il pareggio del Benevento con Luquinhas. Luquinhas va via, respinge Basile, la palla resta lì, contatto, non c'è nulla. Resta a terra Renoldi, va via Achilli, ancora Achilli, Achilli sul fondo, che occasione per il numero 8. Lancio di Montefalcone per Abdala che la mette al centro, la fa sua Basile, arriva anche il gong. Si va al riposo sull'1-1, arriva il fischio, ripartono le ostilità, si riparte dall'1-1. Attenzione intanto a Rafinha. Rafinha, palla fuori, Caruso, salvataggio sulla linea, Rafinha non calcia. Poi Renoldi, si salva l'Italpol, credo sia stato Paulinho. Rafinha, palla fuori, Renoldi. Anticipato, riparte Paulinho, occhio allo strappo, poi Paulinho è da solo, la palla arriva a Visonan, attenzione a Visonan sul fondo, che occasione, avanza, serve Caruso, l'assist per Abdala, paratona di Basile a mani aperte. Luquinhas, Caruso, Zonta ci prova, ancora Basile, in buca per Caruso che la tiene, serve Zonta, ancora Basile. Caruso vince il duello, Caruso se la porta sul sinistro, palo! Ma serve Renoldi che apre il sinistro, Basile, la sfera resta lì, De Crescenzo all'indietro, Zonta! C'è Rafinha, rincorsa lunga, l'assist per Renoldi che calcia alto. Tanto qui rischia un po' Montefalcone, Visonan, poi si riscatta alla grande Montefalcone con una grande parata. Montefalcone, pressione di Visonan, Rafinha dopo il tocco di Abdala, Rafinha, ancora Basile.
Rafinha, Basile con le gambe dice di no. Eccolo qui, Germano Montefalcone che avanza nuovamente. 5 contro 4. Calcia Montefalcone. Abdala, nuovamente Rafinha che calcia col sinistro. Basile, ancora lui. Abdala. Renoldi, 1-2 che non si chiude, la palla resta lì. Ancora Renoldi che calcia Basile. Caduto intanto Abdala. Caruso. Serve Zonta che calcia ancora Basile. E quindi Montefalcone. Palla per Caruso. Ancora Basile. Luquinhas. Zonta vince il duello. Zonta ancora Basile. E poi la tiene. Termine della gara. Basile lancia lungo. Alla fine Morgade la tiene. Occhio al numero 10 che calcia sul fondo. Abdala. Renoldi. Caruso, Abdala, Rafinha, col destro! Rafinha Rizzi! A 20 secondi dal termine! Il Benevento completa la rimonta! Il gol di Rafinha Rizzi! 2-1! Destro mortifero! Basile non ci è arrivato questa volta! Stoccata resta tra i pali, avanza Visonan, 4 secondi. Serve Stoccata che calcia Montefalcone sul primo palo, ma la partita finisce qui, non c'è più tempo, vince il Benevento con un guizzo di Rafinha a 20 secondi dal termine. Quinta vittoria consecutiva per gli uomini di Scarpitti che battono un mai domo Italpol al termine davvero di una partita bellissima qui al Palatedeschi.